cari amici e cari amiche, buon pomeriggio e benvenuti a questo incontro intervista con Paolo Ugo, il nostro ospite di oggi, scienziato del campus Ca' Foscari di Via Torino, ma oggi soprattutto vorrei dire fotografo, perché oggi sarà un incontro un po' particolare, non tratteremo di ricerca scientifica se non forse indirettamente, parleremo molto di più invece di fotografia naturalistica. L'occasione è soprattutto una promozione per un evento molto interessante che è in parte in svolgimento, ma soprattutto nel suo evento centrale sarà il venerdì prossimo, che si svolge al campus di Via Torino, nell'edificio Alfa, che è il più grande che si vede appunto percorrendo Via Torino e arrivando al campus, e che è appunto una mostra fotografica e un evento nella quale verranno presentati tutta una serie di contributi e libri, e dopo lo vedremo con più documentari, con più dettaglio. L'idea di realizzare questo incontro intervista parte da due stimoli. Uno, cerchiamo sempre di avvicinare, come sapete, il campus e la città, e questa ci sembrava un'occasione particolarmente propizia, di interesse anche del pubblico ampio. Secondo, il prossimo quarto incontro del ciclo Caffè delle Scienze, che realizzeremo la settimana prossima, è proprio dedicato alla biodiversità, che è il tema al centro di questa iniziativa di fotografia naturalistica, e quindi a maggior ragione l'opportunità ci sembrava molto giusta e molto stimolante. Passiamo quindi subito al vivo. Vi presento brevemente il nostro ospite, Paolo Ugo, già professore ordinario di chimica bioanalitica al campus scientifico dell'Università Ca' Foscari di Venezia. È inserito nella lista dei 400 top Italian Scientists per il settore chimica. Si occupa di protezione ambientale e fotografia naturalistica da più di 30 anni, socio dell'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, AFNI, dalla fondazione nel 1989. Ha fondato la sezione di Venezia di AFNI ed è responsabile della sezione Veneto. Autore di servizi fotografici per riviste del settore naturalistico e fotonaturalistico, quali Asferisco, Oasis, Ali Natura, Acqua, tutti fotografi, ha contribuito con testi e immagini a numerosi volumi e pubblicazioni di carattere fotografico ambientalistico. Sue fotografie sono state premiate o segnalate in vari concorsi fotografici, tra cui Nikon Photo Contest International, Asferico Photo Contest, Delta in Focus, Oasis Photo Contest. Bene, poi ti chiederò, continuiamo a darci tu. L'orgoglio è di essere scienziato e di essere fotografo. Allora, entriamo nel vivo. Cosa troveranno i nostri amici alla mostra fotografica che è già aperta nell'edificio Alfa del campus? Allora, la mostra raccoglie una trentina di immagini che vogliono rappresentare una panoramica sulla biodiversità, sulla natura del Veneto, della nostra regione. Si tratta di immagini di grande formato, sono stampe realizzate appunto sulla base di una selezione delle fotografie che abbiamo raccolto in questo volume che si intitola Incanto Silenzi, la natura del Veneto, un volume fatto soprattutto di immagini naturalistiche, ma anche di testi scritti
con contributi di scrittori e naturalisti come Michele Zanetti o Emanuele Biggi, che è famoso presentatore televisivo, divulgatore, che fra l'altro anche lui è socio AFNI. E appunto queste immagini illustrano la varietà degli ambienti della natura nel Veneto, a partire dalle lagune, dalla fascia litoranea, per andare nella zona collinare, le montagne e anche la natura in città, diciamo, a scoprire gli angoli di natura che possiamo trovare nelle nostre città che convivono, diciamo, con noi. Le foto sono state realizzate appunto dai soci di AFNI Veneto, sono foto di più di una quindicina di fotografi. La mostra, diciamo, era già stata presentata in una prima versione nel mese di novembre a Padova, a Palazzo Zuckerman, e diciamo ringraziamo il comune di Padova che ci ha dato lo stimolo e l'ospitalità, diciamo, per avviarci in questa avventura espositiva, e che poi adesso si ripete, però diciamo con sfaccettature diverse presso appunto il campo scientifico di Ca' Foscari, grazie appunto anche al supporto di Ca' Foscari. Si arricchisce fra l'altro di alcune immagini nuove, tra cui un'immagine particolare di un nostro socio, Cristiano Vendramin, che ha avuto nel frattempo l'onore di essere premiata a quello che è l'Oscar della fotografia naturalistica, che è il concorso internazionale annuale BBC Wildlife Photographer of the Year, e con una bellissima immagine che si chiama Lago Ghiacciato, e che chi vedrà a visitare la mostra avrà il piacere di gustare, diciamo, ha colto un momento particolare sulle rive del lago di Santa Croce. Sì. Tutte le foto sono tutte fatte rigorosamente nella nostra regione, tutte foto in Veneto, e non, diciamo, i ritocchi sono semplicemente ridotti al minimo per curare magari qualche piccolo particolare estetico, però diciamo l'immagine, la natura, l'ambiente come rappresentato nelle foto, come anche quelle che ci sono nel libro, è originale e naturale. Ecco. Noi ci siamo imbarcati in questa impresa appunto come lavoro di gruppo. È stata un'impresa sia, diciamo, dal punto di vista tecnico, fotografico e se vogliamo anche artistico, un pochettino anche dal punto di vista economico, perché diciamo anche pubblicare un volume di questo tipo e stampare le foto in grande formato come sono quelle che presentiamo in mostra, diciamo, è stato possibile grazie all'impegno dei soci e anche grazie ad alcuni sponsor che ci hanno appunto supportato. Ecco, sostanzialmente questo è il succo il clou della mostra. Ecco, poi magari più tardi parleremo del workshop. Sì, ricordo appunto che la mostra è visitabile negli orari di apertura dell'edificio al campus, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno. Allora si parla di fotografia naturalistica, cosa diciamo la caratterizza rispetto, diciamo, a altre tipologie o stili fotografici? Allora, la fotografia naturalistica è una branca della fotografia innanzitutto, quindi fra l'altro, diciamo, chi coltiva questo tipo di specializzazione, chiamiamola così, in realtà a volte anche ama altri aspetti della fotografia. Di per sé la fotografia naturalistica è molto sfaccettata perché include, non è solo la fotografia della fauna selvatica, degli animali, ma include anche la fotografia d'ambiente, il paesaggio, la flora, la fauna minore, gli invertebrati, e anche, diciamo, saper cogliere aspetti magari un po' più astratti, più informali che la natura osservata nel dettaglio può regalarci. Dal punto di vista
tecnico, diciamo così, soprattutto parlando di fotografia di fauna selvatica, io penso che il settore più simile sia quello della fotografia sportiva, come attrezzatura e come impiego tecnico dell'attrezzatura, perché si va dall'uso appunto di teleobiettivi potenti e luminosi per poter avvicinare il soggetto, a sistemi, diciamo, di scatto a distanza. Per esempio anche nelle partite di calcio i fotografi, a parte i cannoni che si vedono a bordo campo, piazzano anche una serie di macchine fotografiche dietro la porta del portiere nel caso delle partite di calcio, che comandano a distanza quando c'è un rigore o quando c'è qualche tiro in porta. E quindi noi utilizziamo, per esempio per la ripresa degli animali, entrambi questi tipi di dispositivi, di trucchi, chiamiamoli così. E poi direi, possiamo fare un'altra analogia, secondo me, tra la fotografia sportiva e la fotografia naturalistica, ed è che innanzitutto per essere dei bravi fotografi naturalisti bisogna conoscere la natura, bisogna conoscere le regole del gioco. Se io non so come si svolge una partita di calcio, quali sono le regole, eccetera, non riuscirò mai a fare delle belle foto. Quindi nel caso della fotografia naturalistica la prima cosa che bisogna fare è imparare a conoscere la natura, sia per capire quali sono i soggetti più interessanti da fotografare, capire i ritmi della natura, i tempi della natura, e nel caso della fotografia degli animali il comportamento degli animali, in modo tale da poter cogliere il momento cruciale, e anche soprattutto nel caso, ed è una problematica, diciamo, che AFNI cura particolarmente, cercare di fotografare la natura senza arrecare disturbo, senza alterare gli equilibri naturali e creare danno, anziché portare, diciamo, delle immagini che invece possono essere utili anche per aumentare la consapevolezza del patrimonio naturale e in questa maniera portare un contributo alla conservazione. Hai parlato appunto di cogliere il momento cruciale, no? Lo faccio entrare un po' nei trucchi del mestiere, perché l'immagine, se Chico la può zoomare, che è anche della locandina, diciamo, dell'evento, cattura per l'appunto un momento in cui la mamma, dico anatra volgarmente, sì, non è propriamente un'anatra, ecco, lo sapevo, in cui insomma la mamma uccello, diciamola così, sta imboccando un suo piccolino, no? Come si fa a catturare quell'attimo? Appunto, come dicevo prima, bisogna conoscere il soggetto, quello che si va a fotografare, la specie, e quindi bisogna sapere i tempi, i ritmi e le condizioni migliori, diciamo, per realizzare un certo tipo di immagine. Dipende molto dai soggetti, perché in alcuni casi appunto è necessario mimetizzarsi, usare dei capanni fotografici e delle cautele in modo tale da diventare invisibili, e per poter fare in modo che l'animale si comporti in maniera naturale, non avverta la presenza di un estraneo, e quindi, diciamo, cogliere un suo comportamento naturale, appunto. E in altre situazioni, per esempio, dove per fortuna, diciamo, che stanno aumentando progressivamente con l'aumento delle aree protette, delle zone verdi anche in città, abbiamo in tante zone, per esempio anche qua a Mestre, diciamo, il Parco di San Giuliano è un luogo ideale per fare foto di animali, di uccelli, di avifauna in particolare, perché c'è coesistenza tra
un utilizzo umano dell'ambiente, quindi la presenza dell'uomo è accettata dagli animali perché è normale, sanno che al Parco di San Giuliano non hanno nulla da temere dalle persone, e appunto un ambiente, delle piccole aree dove c'è il canneto eccetera, dove si possono trovare specie anche molto interessanti, a volte rare, di uccelli che si lasciano fotografare, appunto perché un po' come nei parchi inglesi, insomma. Io mi ricordo quando ero ragazzo che si faceva la vacanza in Inghilterra, vacanza studio, no? Rimasi sorpreso da vedere come là dove c'era questa cultura naturalistica da un tempo molto più lungo che in Italia, appunto la fauna fosse confidente. Quindi diciamo ci sono varie situazioni, però appunto bisogna studiare la cosa, conoscere le specie, conoscere gli ambienti e capire anche la situazione ambientale in cui si va a operare. Ecco, parlavi di San Giuliano, in effetti soprattutto con i telefonini sempre più performanti dal punto di vista della telecamera, della qualità delle foto, oramai in tanti c'è l'abitudine, il piacere di fare delle foto agli alberi in fiore, appunto agli animali, a situazioni piacevoli, e anche come insomma, chi segue anche i nostri amici il nostro profilo Facebook, sono molti quelli che postano delle immagini che giustamente le scattano per il proprio piacere, ma anche per il desiderio di offrirle in qualche modo agli amici e al pubblico. Da fotografo naturalista, che consigli ti sentiresti di dare a chi semplicemente così per diletto ogni tanto però sceglie come soggetto il fiore, la pianta, l'animale? Beh, diciamo, il consiglio è quello può essere un primo approccio quello della fotografia col cellulare, però sicuramente se si vuole ottenere qualcosa di più bisogna andare oltre. È un ottimo quaderno di schizzi, se vogliamo, e va benissimo, può andare bene, diciamo, per appunto, direi soprattutto adesso con le caratteristiche di fotografia ravvicinata che consentono i cellulari moderni, per esempio per fare macrofotografie di fiori, vedere come attraverso una lente di ingrandimento dei particolari di un fiore o un'immagine di paesaggio, un albero. Per la fotografia degli animali non è adatto, e direi potrebbe essere anche controproducente, perché per fotografare col cellulare bisogna avvicinarsi molto al soggetto, e quindi in questo caso non potendo utilizzare dei teleobiettivi sicuramente si provoca la fuga o si dà disturbo al soggetto, soprattutto nel caso degli animali. Poi diciamo anche la qualità dell'immagine col cellulare va bene per un uso col cellulare, ma se voi prendete una foto che al cellulare pare bellissima, la mettete sul computer, la guardate su uno schermo un po' grande, vi rendete conto che diciamo, la qualità non è quella che si può ottenere con un'attrezzatura fotografica dedicata. Certo, quindi se uno si appassiona un po' alla volta, sì, comunque, come in tutti gli ambiti, per i giovani, per i ragazzi, penso sia un primo passo utile, e poi bisogna cercare di evolversi come in tutte le cose. Certo, certo. Bene, adesso allora, parliamo invece dell'evento che si svolgerà venerdì prossimo alle 14:30, sempre presso l'edificio Alfa del campus, che è un workshop, un laboratorio, un incontro. Raccontaci un po' di più di che cosa accadrà. È un incontro al quale si può partecipare liberamente, basta iscriversi, dopo vi ricordo dove farlo.
Sì, allora è un evento, appunto, abbiamo inventato un po' questo nome workshop, anche se diciamo non è propriamente quello che per esempio può pensare un workshop fotografico. È un evento in cui abbiamo messo al centro dell'attenzione l'uso dei mezzi di comunicazione, che può essere sia attraverso immagini, quindi fotografia e cinematografia, che con testi, quindi testi scritti, l'uso dei mezzi di comunicazione moderni per promuovere due tipi di problematiche. Uno è quello della coesistenza uomo-natura. È un problema che sta crescendo. Da un lato, diciamo, è un bene perché in alcune zone è legato al fatto che la presenza degli animali e la fauna selvatica si sta espandendo anche in aree che prima non erano utilizzate. Dall'altro è un problema sia appunto perché può essere dovuto al fatto che l'uomo sta invadendo i territori della natura, e quindi diciamo bisogna cercare di trovare un nuovo equilibrio in questa direzione. E su questo argomento per esempio interverrà la dottoressa Anna Sustersic, che è un'esperta di questo campo, che lavora sia in Italia per esempio sui problemi di coesistenza dei grossi carnivori. Abbiamo sulle nostre montagne lupi, orsi, che possono creare dei problemi di coesistenza con l'uomo o con le attività umane, però il discorso è quello che se non si affrontano i problemi in maniera seria, anche grazie alle tecnologie moderne che diciamo possono aiutare anche questo campo, il problema si ingigantisce e invece potrebbe essere risolto. Quindi si tratta di vedere come anche attraverso la comunicazione si possa avviarci sulla strada di soluzione di questo problema. Anna si occupa della stessa faccenda anche in Africa, dove appunto abbiamo la grande fauna selvatica che si trova a coesistere o gli uomini, le popolazioni locali si trovano a coesistere con la fauna selvatica, e quindi bisogna bilanciare gli interessi di entrambi, appunto muoversi verso una nuova coesistenza, un nuovo equilibrio. Poi parleremo appunto presenteremo il nostro volume, ci sarà una proiezione, e presenteremo la dottoressa Buffa e il dottor Fantinato parleranno di biodiversità urbana, perché in realtà nelle nostre città, soprattutto anche qua in Veneto, diciamo, abbiamo in realtà una grande ricchezza di flora e fauna selvatica all'interno delle città. Per esempio anche nel nostro volume abbiamo una sezione finale che presenta appunto le immagini di fauna in città, eccetera, queste qua per esempio, e quindi trattare questo argomento. E infine ci sarà in conclusione, diciamo, la proiezione di 2 documentari di un documentarista professionista, Marco Andrini, che lavora anche per la BBC e altre grosse compagnie, diciamo, cinematografiche, e che presenterà 2 documentari, uno sulla conservazione di alcuni rapaci, di alcune specie di rapaci che ormai in Italia nidificano solo su alcuni monti siciliani, quindi sono particolarmente a rischio, e poi un documentario sui 100 anni dei parchi nazionali italiani, quelli storici, in particolare del Parco Nazionale del Gran Paradiso e del Parco Nazionale dell'Abruzzo, che sono degli scrigni. Sì, io ho visitato sia i parchi per esempio nazionali negli Stati Uniti,
e devo dire che questi 2 parchi nazionali italiani sono sicuramente all'altezza dei grandi parchi nazionali mondiali. E quindi appunto anche qua attraverso la fotografia e la cinematografia valorizzare, documentare e continuare a proteggere questi ambienti unici. Quindi un programma molto ricco e molto vario, anche che penso possa essere di interesse sicuro del pubblico appassionato di belle cose e diciamo di fotografia in particolare. Vi ricordo quindi questo incontro è venerdì prossimo all'edificio Alfa del campus di Via Torino alle 14:30. Per prenotarsi scrivere a bibliobus@unive.it. Se comunque guardate anche il nostro evento sulla nostra pagina Facebook trovate nuovamente queste indicazioni, quindi le potete recuperare, oppure anche nel sito, credo, di Ca' Foscari. Sì, nel sito di Ca' Foscari. C'è la pagina dell'agenda di Ca' Foscari dove si ritrovano queste. O anche sul sito dell'Afni Veneto, che è afniveneto.it, e ci sono le informazioni, c'è il link anche per registrarsi direttamente. Ecco, Afni Veneto cosa fa, oltre che riunire gli appassionati di fotografia naturalistica? Beh, parliamo innanzitutto un po' di Afni in generale. Sì. È un'associazione, l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani è un'associazione nazionale che appunto è nata nel 1989, è stata fondata da Paolo Fioratti, che è stato l'ideatore e il fondatore della rivista Oasis, che ha avuto, insieme a Airone, diciamo, sono state le perle negli anni 80 e 90 dell'editoria naturalistica italiana, e non solo, direi anche a livello internazionale. Lui ha avuto l'idea di creare questa associazione che, come dice il nome stesso, diciamo, pone assieme fotografia di fotografi e naturalisti, diciamo. Quindi all'epoca, diciamo, si voleva un pochino uscire dal cliché della cosiddetta caccia fotografica, perché una volta, diciamo, c'era questo termine che era sicuramente meglio della caccia vera, però aveva sempre in sé, nella parola, un po' di aggressività, e anche uno spirito, diciamo, un po' troppo sportivo, di primato, diciamo. Invece nel nostro caso, diciamo, l'associazione vuole utilizzare la fotografia come strumento per promuovere la conoscenza della natura, divulgare la conoscenza e i valori, diciamo, degli ambienti naturali, in particolare quelli italiani, ma non solo, e diciamo anche, cosa sempre più importante con la diffusione, con l'avvento della fotografia digitale, educare il fotografo naturalista, perché appunto, come dicevo all'inizio, magari inconsciamente o senza volerlo, se non si ha conoscenza naturalistica, per cercare di fare certe foto magari si può arrecare danno al soggetto. Quindi promuovere l'etica della fotografia naturalistica. Dicevo adesso con l'avvento della fotografia digitale perché, diciamo, quando si faceva fotografia su pellicola con le diapositive a bassa sensibilità era molto più difficile, più challenging fare fotografia naturalistica, quindi il numero dei fotografi che tentavano questa strada era molto più ristretto. Le cose sono state facilitate, ne traiamo aggiornamento anche noi dal miglioramento tecnico della fotografia digitale, che però, diciamo, ha
ha allargato molto la platea dei potenziali fotografi naturalisti, quindi a maggior ragione la necessità di educare, quindi attraverso corsi, workshop dedicati specifici. Poi l'AFNI collabora con associazioni naturalistiche, con riserve e altro. Come AFNI Veneto noi siamo stati una delle prime sezioni, in particolare quella di Venezia, di questa associazione, e fin dall'inizio abbiamo collaborato strettamente, all'epoca soprattutto con la LIPU, per documentare e proteggere le oasi delle cave di Gaggio a Marcon e l'oasi di Caroman nell'isola di Pellestrina. E adesso, per esempio l'anno scorso, abbiamo fatto una piccola collaborazione anche con la WWF, con l'oasi WWF di Valle Averto, fornendo materiale fotografico per un opuscolo divulgativo per i ragazzi, gli studenti, e quindi appunto facciamo pubblicazioni. L'AFNI pubblica anche una rivista quadrimestrale che si chiama Asferico. Tu prima hai sbagliato, è un termine tecnico, ha un titolo che non ci siamo presi noi, perché in realtà AFNI ha rilevato una rivista che era stata fondata da un fotografo. Asferico è un termine tecnico, un po' troppo tecnico, ed è un particolare tipo di lenti che eliminano particolari distorsioni cromatiche, eccetera. Ho imparato una cosa. Sì. È rimasto questo titolo, diciamo, quindi i fotografi sanno cos'è, conoscono la parola, ma per gli altri è un po' misteriosa. Questo comunque aumenta il fascino della cosa. E anche, diciamo, promuoviamo ogni anno un concorso internazionale, sempre che si intitola Asferico, anche questo, ahimè, e che però ha molto successo, e diciamo non è come BBC Wildlife, però è sulla strada, su una buona strada, è conosciuto da tutti i fotografi naturalisti europei. Bene, molto bene, direi di concludere questo nostro breve incontro con ti chiederei un commento, una pennellata, perché non vogliamo certo essere esaustivi, ma il titolo della mostra è Incanto Silenzi alla scoperta della biodiversità del Veneto. Qual è la situazione della biodiversità nella nostra regione, a grandi linee? Diciamo? Allora, da un punto di vista potenziale, cioè la biodiversità del Veneto è una delle più eccezionali, direi, d'Italia. Ci sono anche altre regioni che hanno, perché abbiamo una varietà notevolissima di biodiversità. Questo è dovuta alla varietà di ambienti naturali che esistono nella nostra regione, perché ci muoviamo dall'area dalla fascia litoranea e dalle lagune, dove abbiamo appunto una ricchissima flora e fauna tipica delle zone umide, con presenze avifaunistiche notevolissime, cioè tra le più alte percentuali di anatidi svernanti, per esempio nelle lagune venete, rispetto a varie zone d'Europa. E abbiamo la zona delle fasce collinari, euganei, colli iberici, la fascia prealpina, e pian piano ci muoviamo quindi dall'ambiente del Mediterraneo, dalle coste del Mediterraneo, alle fasce di alta montagna, dove sono presenti specie che sono arrivate dalle nostre parti, sulle nostre montagne nell'epoca delle glaciazioni, e che sono sopravvissute là. Quindi troviamo flora e fauna tipiche della tundra artica, andando sulle praterie e sulla tundra alpina. Quindi abbiamo una varietà di ambienti e di specie, quindi di biodiversità notevolissima. È un patrimonio che va
conservato, va custodito, e diciamo sono stati fatti molti progressi, però c'è ancora molto da fare, diciamo, e la gestione sicuramente non è facile, soprattutto di queste situazioni di coesistenza uomo-natura o introduzione di specie non indigene, non autoctone, che possono invece entrare in concorrenza e danneggiare le specie autoctone tipiche. Quindi diciamo ci sono moltissimi problemi, però abbiamo come si vede dalle foto, come sentiremo al workshop e come si può vedere nella mostra, un patrimonio di biodiversità notevolissimo, e che tutti ci invidiano e che va sicuramente gestito e protetto in maniera adeguata. Anche per dire, la laguna di Venezia dal punto di vista ambientale è un ecosistema unico, però diciamo le zone protette e le norme di protezione sono ristrette a pochissime aree, e andrebbe il tutto rivisto, esteso sì, in maniera organica. Bene, ti ringrazio anche per queste poche ma interessanti osservazioni sulla biodiversità della nostra regione. Chiudiamo qua il nostro breve incontro intervista, e allora ricordo a tutti la mostra fotografica dal lunedì al venerdì 9-19 più il sabato mattina dalle 9 alle 12, e il workshop, l'incontro con presentazione del libro, di documentari e interessantissime relazioni, venerdì prossimo alle 14:30, edificio Alfa del campus Ca' Foscari in via Torino. Grazie a tutti e arrivederci.